92. La tua radio. Va ora in onda l'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno a voi la linea. Buon pomeriggio Antonino, ora tu dimmi in quale radio una ragazza che dalla linea viene chiamata Castellana, cioè solo da noi. Ma è bellissimo, ma no, era un complimento, è fantastico. No, è fantastico, volevo dirti, è fantastico, questo spazio lo possiamo chiamare pari opportunità / ritorno alla galanteria, che ci piaceva, perché poi negare che i diritti debbano in qualche modo escludere la galanteria maschile, io non sono d'accordo, quindi ecco, era un gran complimento. Assolutamente. Ah sì, fantastico. Legge Ravetto mi piace tantissimo, poi naturalmente una legge della Lega, no? Perché come puoi immaginare queste iniziative uno non le fa mai a titolo personale, le fa per fissare dei punti con il partito, nel senso che il nostro è un partito impegnato sui temi dei diritti con una diciamo visione ben precisa e quindi secondo me questa legge va in quella visione, va in quella direzione, diciamo. Ma descrivila pure tu, poi io ne parlo. È corretto, salvo che poi tu hai fatto un classico esempio che porterà più dibattito, perché come al solito tu le cose facili mai. Però diciamo che la proposta di legge nasce, no, lo dico con affetto, perché sei troppo evoluto. Diciamo che la proposta nasce sull'onda, e guarda, io non mi vergogno a dirlo, perché qua sembra che per diventare delle persone illuminate, culturalmente alte, preparate, bisogna smarcarsi da Trump. Invece io
se mi sento comunque illuminata e preparata, non mi smarco da Trump, ma anzi ho colto l'occasione di un ordine esecutivo di Trump che ha sostanzialmente detto al CIO, quindi diciamo il super capo degli sport, no? Guarda che da adesso in Esatto. Guarda che da adesso in poi alle gare femminili partecipano esclusivamente le donne. E quando dico donne, dice Trump, intendo donne per nascita. Cioè Trump dice, ci sono solo due generi, o meglio due sessi, maschile e femminile. E alle gare femminili partecipano solo coloro che sono nate donne. Io sull'onda di questa disposizione ho colto la palla al balzo perché sotto il CIO chi ci sta? Il CONI nella sua totale autonomia, però voglio dire, poi gli organismi degli altri stati si devono anche adeguare. E ho detto, sapete che c'è signori, che da oggi in poi, che ci avete torturati con il legare lo sport al genere e non al sesso, e che quindi avete creato delle situazioni incredibili, tra l'altro anche per gli atleti, perché hanno costretto gli atleti a dei controlli molto privati, no? Perché lì bisognava capire che genere sei, cosa non sei. Guardate, sapete che c'è di bello, signori? Che da oggi alle gare femminili partecipano solo le donne nate donne. Ora, moltissimi mi hanno scritto, ma insomma, mi sembra un'ovvietà, ci vuole una legge per questo? Sì, signori, ci vuole una legge. E ci vuole pure, anzi, io ti dico una mozione che ho appena fatto, perché desidero avere l'orientamento governativo subito, e che ho depositato oggi e che spero vada velocemente in discussione, perché poi tu sai che le proposte di legge magari ci mettono molto tempo, in cui dico, ora il CONI si deve adeguare. Ma perché? Perché, Antonino? Perché banalmente ho notato, io e te ne discutiamo spesso, che tutte le volte che queste teorie woke, transgender hanno preso piede, inevitabilmente sono andate in conflitto e hanno calpestato, questo non ho problemi a dirlo, i diritti delle donne. Cioè si è perso di vista che iniziare a tutelare i diritti di uno, ti faccio l'esempio più eclatante, c'è un nuotatore americano che ha fatto la transizione di genere, è uomo e vince tutte le gare. Però, visto che fa la transizione di genere, fa il trattamento ormonale femminile, lui viene fatto gareggiare con le donne. Le atlete si sono lamentate tutte. E io non penso che quelle atlete si siano lamentate perché hanno qualcosa contro i trans, come vergognosamente ha tentato di fare Zan con la sottoscritta, mettendo la mia faccia enorme di fianco a quella di Trump, dicendo questi odiano i trans. Poi non si tratta di odiare i trans, qua si tratta, caro Zan, di tornare a rispettare le donne e a tutelarle nella loro differenza, perché hanno una differenza fisica. Ti dirò, il caso della pugile algerina è più delicato, perché nel caso della pugile algerina la discussione è se sia effettivamente nata donna, ma abbia soltanto un livello di testosterone troppo alto. Non a caso la mia mozione tiene conto anche di queste cose, cioè io ti dico che solo le donne possono gareggiare con le donne alla nascita, poi è normale che i livelli anomali di testosterone verranno comunque controllati, come si fa sempre, perché si fa per il doping banalmente, no Antonino? Quindi banalmente sì, i controlli si fanno. Però il principio è, solo se sei donna di nascita, tu gareggerai nelle gare femminili. E non mi sento transfobica a affermare questo, che dovrebbe essere un principio normale nella società.
Sì, sì. Sì, guarda, allora neanche mi pronuncio sulla Shoah, io abbiamo visto anche la Comunità Europea che con i soldi di contribuenti europei promuoveva il velo, che io trovo vergognoso, ma va bene, queste sono tematiche tra l'altro che tu come sai sono impegnata, ti segnalo ad esempio che mercoledì faccio un question time al Ministro degli Interni sulla pratica vergognosa degli stupri di gruppo, perché abbiamo presentato una proposta di legge insieme al collega Iezzi, ma io faccio anche un'interrogazione al Ministro perché sai, ora che le proposte di legge vengano approvate, voglio un po' capire che cosa si sta facendo a livello di Ministero degli Interni per ovviare a questa che ormai è una pratica che si vede nelle nostre città e che non la vedi fare da gruppi di italiani, quindi non prendiamoci in giro. No, quindi sfondi una porta aperta. Sull'onda lunga, sono purtroppo d'accordo con te perché come sempre no, tutto ciò che succede negli Stati Uniti qua arriva 6 anni dopo e finisce 6 anni dopo. Però è anche da dire, Antonino, che stavolta abbiamo un Presidente degli Stati Uniti talmente diciamo categorico ecco, e d'azione che non può non influenzare culturalmente, anche perché ti segnalo che gli stessi americani di sinistra si sono rotti le scatole del woke negli Stati Uniti. Cioè io ho amiche di sinistra o comunque di orientamento diverso dal mio, che sono negli Stati Uniti, che mi dicono Laura, dobbiamo darti ragione, siamo stati costretti a mandare i nostri figli nelle scuole cattoliche perché se seguivamo il percorso diciamo non cattolico iniziavano a dirci genitore 1, genitore 2, parlavano a mia figlia piccolina del fatto che forse se lei giocava con le macchinine non era proprio una bambina e si sono incavolati tutti. Quindi ecco, diciamo che questa guarda, io voglio dire ti deriva, non me ne frega niente, ripeto, non sono trasfobica, massimo rispetto per chi effettua trattamenti per le trasformazioni di genere, per carità, ma questa che era una deriva, perché è stata utilizzata anche secondo me furbescamente come diciamo propaganda per distinguere la sinistra in qualche cosa, perché ormai la sinistra non si capisce più, i lavoratori non li segue più, sulla guerra hanno idee completamente diverse, sugli armamenti, diciamo che si trovano facile su questi temi, no? Lì trovano l'unità. Però ecco, non è quello che i cittadini, i genitori, nell'educazione dei figli, e non è neanche quello, cioè si percepisce prima facile, cioè chiunque capisce che un uomo ha più forza fisica di una donna in certi sport e che non è corretto metterlo a gareggiare con una donna. Dai, si capisce. Ma guarda, l'esempio nella sottoscritta nel suo piccolo. Ho passato un intero pomeriggio a rispondere ai commenti, guarda se hai voglia, ha tempo, fateli a vedere, che sono stati fatti dai fan, no, dai follower di Zan, questo collega di sinistra, al post che lui ha fatto, mettendo la Ravetto odia i trans, ha fatto una proposta di legge perché solo le donne possono partecipare alle gare femminili, che già è ridicolo solo dirlo, no? Ripeto, una cosa talmente scontata dovrebbe essere. Tu non hai idea gli insulti che mi hanno attribuito, tant'è che ad alcuni ho detto, ma voi date a me della transfobica, ma a me voi sembrate dei donnafobici, dei donne fobici. Cioè, velatamente tu vai a vedere la violenza che c'è non solo contro di me, perché gli appellativi che mi attribuiscono
sono appellativi fortemente maschilisti, fortemente violenti contro il genere femminile. Quindi ecco, infatti da te che ho interpellato Zan, che non mi aveva taggata, ma io mi sono andata a vedere tutto, mi sono ho detto, caro collega, oltre la prossima volta a taggarmi, no? Sappiamo nel gergo cosa vuol dire, mettimi parte subito la conversazione, non che me ne accorgo 5 giorni dopo. Ho detto, ma sono queste le persone illuminate, paladini dei diritti di cui ti circondi tu? Gente che di fronte a una donna che vuole tutelare le donne o che comunque la pensa diversamente da loro viene aggredita in questo modo vergognoso? Però non ho ricevuto risposta. Vai, vai. Sì, pronto, buongiorno. Sono Marco, chiamo da Milano. Volevo dire, ciao, volevo dire due cose. La prima, vedi, tu hai perfettamente ragione quando parli del fatto che anche l'ovvio ormai è diventato quasi impossibile. Io mi sono trovato con alcune persone di sinistra a parlare, per esempio, degli ultimi fatti che sono successi tra Zelensky e J.D. Vance, e ovviamente io la pensavo in un certo modo. Io in modo legittimo rivendico il fatto di pensarla come J.D. Vance e come Trump. È una cosa impossibile. Ormai vieni tacciato di essere un buzzurro, anche se io sono con una laurea, non mi ritengo così buzzurro. Vieni attaccato in modo vergognoso, un attacco che per esempio riguarda anche l'ovvio di cui parlava l'onorevole Ravetto. Cioè io vedo che basta che tu sei di destra e per esempio anche una donna omosessuale come la leader dell'ADF è stata spregiativamente definita lesbica su diversi giornali di sinistra, in Italia e all'estero. E questo fa pensare della violenza dogmatica, settaria, ideologica di una sinistra che è diventato il contrario di quello che era. L'onorevole Ravetto ha perfettamente ragione, cioè oggi anche l'ovvio non è tanto scontato. Per esempio, pensiamo ad una sinistra che negli anni 70, negli anni 80 era per esempio schierata contro i missili a Comiso perché si definiva pacifista, e oggi contro l'ovvietà del fatto che un presidente come Trump, che io considero un grande presidente, che è anche un grande businessman, dica, signori miei, se continuiamo con la guerra, che tra l'altro ci costa finanziare per 55 miliardi di dollari all'anno solo per mantenere in vita lo Stato ucraino, non c'è business per nessuno, non c'è prosperità, non c'è benessere. Anche questo, per degli insulsi di sinistra, diventa un modo per definire Zelensky come il dio sulla terra, no? Come la persona tradita per eccellenza, quando invece, casomai, è tutto l'opposto, cioè Zelensky ha potuto beneficiare grazie ai sacrifici fatti dall'Europa e fatti anche dall'Italia, ha potuto beneficiare di quei sistemi di difesa che gli hanno consentito di poter arrivare ad una possibile intesa. E non esistono paci giuste o paci ingiuste, esiste semplicemente la prospettiva della pace o della guerra. Un'ultima cosa, quando tu ti senti dire da militanti di sinistra spero che Trump muoia presto, ti rendi conto che la sinistra è ciò che è sempre stata, ideologica, settaria, senza cuore, che dimentica l'uomo e i suoi valori. Un saluto, grazie. Non vedo errori, no, veramente un manifesto, anzi grazie di questo manifesto da cui trarrò anche spunto, mi senti? Trarrò anche spunto perché non avevo riflettuto sull'epiteto di lesbica, ha ragione, cioè ha ragione, all'estate, esatto, è stato utilizzato in maniera denigratoria da questi che sono paladini dei diritti. Quindi ecco, l'ascoltatore si è trovato tra l'altro nella situazione, diciamo, ad una cena, una discussione in cui mi sono trovata io online, cioè lui è comunque un buzzurro, io sono comunque una transfobica buzzurra,
perché non la pensiamo come loro. Sulla questione dell'odio, cavoli, Trump, ricordiamoci che qualcuno di sinistra, salvo poi scusarsi, ma le scuse non bastano in quel caso lì, bisognerebbe fare ammenda vera, ha augurato al nostro segretario di avere un ictus, cioè sono arrivati a dei livelli vergognosi. Poi sulla pace, su Zelensky, lasciatemi fare una chiosa, anche se non è questo il programma. Anche qui l'ascoltatore ha detto tutte cose che sottoscrivo, aggiungo di più e me ne prendo le responsabilità. Ma uno come Zelensky si fa ricevere alla Casa Bianca, nello studio ovale, per una firma, perché ricordiamoci che era stato convocato per la firma su un accordo di cui aveva dato disponibilità, e poi arriva lì e si trova sorpreso di quello stesso accordo che evidentemente gli Sherpa, no, avranno discusso, e quando arriva lì dice no, io non sono d'accordo, pensando di poter con diciamo il presidente più potente del mondo, ma non perché Trump è potente, perché lo Stato che si porta dietro è una potenza, pensando di poter fare diciamolo chiaramente, quella figura lì al presidente degli Stati Uniti. Cioè, chi ha fatto il tranello? No, perché oggi sentivo in televisione un giornalista che diceva che Zelensky è stato portato in un tranello. Chi l'ha fatto il tranello? Non l'ha forse fatto invece? No, c'è stato magari, ma al contrario, Antonino, se posso continuare, perché non esiste che uno si dia disponibilità ad un accordo e poi scopra che non è d'accordo quando ci sono le televisioni di tutto il mondo che si guardano di fianco al Presidente degli Stati Uniti. Onestamente io credo che in quel colloquio la strumentalizzazione non sia stata di Trump, ma sia stata di Zelensky. E guarda, lo dico assumendomene le responsabilità. E sugli armamenti do così ragione all'ascoltatore che sempre in questa trasmissione molto di sinistra che stavo guardando prima di collegarmi in radio, il direttore del Domani ha avuto il coraggio di dire che bisogna acquistare più armi e che è giusto che l'Europa acquisti più armi perché non c'è pace senza deterrenza. Questa è la sinistra, ragazzi, quelli che negli anni 70 facevano i cortei. Sì, ti ascolto. Esatto. Ok. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Di nuovo a voi la linea. Vai. Le stesse cose, basta leggere i libri di storia. Questo non è avvenuto perché gli ucraini hanno combattuto come leoni, va riconosciuto, e hanno combattuto veramente con un coraggio e un'anima senza pari, ma dopo 3 anni, tant'è vero che i russi intanto non sono riusciti ad arrivare a Kiev e sono riusciti a conquistare piccole porzioni
di territorio dell'Ucraina e non tutta l'Ucraina. Allora, dopo 3 anni passati in questa battaglia che alla fine è diventata un tritacarne esattamente come Hamburger Hill, Vardan, le battaglie che ordinava Cadorna sulla linea dell'Isonzo, eccetera, eccetera, i russi hanno perso 1 milione di ragazzi, ma quelli ne hanno persi 20 di milioni di giovani contro Hitler, quindi figuratevi che cosa gliene può fregare di aver perso 1 milione di ragazzi in Ucraina. Quindi una nazione che sostanzialmente ancora è lì, anche se non hanno vinto la guerra, anche se non hanno ottenuto gli obiettivi che si erano prefissati. Allora, a maggior ragione, tu che sei l'aggredito e che dopo 3 anni sei arrivato a questo punto e siete entrambi 2 pugili suonati, l'unica cosa che puoi fare è agire di realpolitik. Sì, ora la prendiamo la telefonata. Agire di realpolitik e dire: va bene, chiudiamola qua, pari e patta, facciamo gli accordi, mi darete delle garanzie di sicurezza e finirà così. Ma se tu vai da un mediatore interessato come è Trump, perché la lite l'abbiamo raccontata in diretta radio qui a Zoom, l'ho raccontata io direttamente. Sì, lo so, Ecco, lo so. se tu vai da un mediatore interessato e che comunque ha gli affari suoi da gestire in questa vicenda, tu non puoi pretendere di dirgli: vabbè, però in ogni caso io non farò nessuna concessione e tu devi dire che Putin è un cornuto. Ma se tu gli chiedi questo, è ovvio che non può esserci nessuna mediazione, perché Putin giustamente può dire: beh, sapete che c'è, mediatevela da soli tra voi. E questo è, tu fai saltare una mediazione. Allora, questo è il tempo della realpolitik dopo 3 anni, anche perché l'Europa, che tanto gonfia i muscoli, dove li ha? Dove le munizioni non crescono sugli alberi. E poi che facciamo? Dichiariamo guerra alla Russia su cosa? La Russia mica ha aggredito l'Italia. L'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia può fare la guerra per difesa. Mica hanno bombardato Brindisi, tanto per dire. Sì, ma assolutamente, ma poi qua c'è un elemento in più. Non posso credere che Zelensky non fosse preparato sul tema dell'incontro. Appunto. Quindi o tu o non ci vai e va bene, non ci vai, ma se ci vai non puoi pensare di prendere in giro il Presidente degli Stati Uniti, tant'è che oggi Zelensky, tramite il suo portavoce, chiede a Trump di ridiscutere l'accordo sulle terre rare e Trump risponde: non è più sul tavolo. Cioè, Certo. Tu devi sapere con chi hai a che fare. Cioè, parliamo di un Presidente degli Stati Uniti che non è Biden, che andavi lì e qualunque cosa continuava solo a risponderti: ok, prendi più armi. Questo Vabbè, è tanto un quello di manco cui si sapeva capisce che ora benissimo era, l'agenda, che tra l'altro noi condividiamo. Tu sai qual è la tua agenda, quindi non puoi andare lì a prenderlo in giro. Esattamente. Non puoi andare a prenderlo in giro, e a questo giro, se in qualche modo Trump, pregato e supplicato in ginocchio, dovesse rimettere quell'accordo sul tavolo, non sarà alle condizioni di prima. Perché Trump, e sarebbe bastato guardare The Apprentice o qualche documentario su di lui, se tu lo freghi la prima volta, la seconda volta si vendica. È scritto anche nei suoi libri sulla mediazione, basta leggerli. Allora, a sto giro, se torna Zelensky e se Trump gli fa la grazia, lo costringerà in diretta davanti a tutti a firmare uno dei documenti più umilianti nella storia dell'umanità. Sì, Lo dico io. speriamo che invece tutto questo non porti ad un allontanamento degli Stati Uniti totale dal dossier, perché con un'Europa così divisa e purtroppo in cui uno come Macron, che non è riconosciuto neanche dai suoi stessi cittadini, tu non hai idea, io sono stata questi 3 giorni in Francia, le persone che mi venivano a dire, destra o sinistra, che loro non si riconoscono in Macron e nella sua volontà di portare avanti questo impegno per di fatto provocare la guerra, perché questo stiamo parlando. Perché uno che dice ti mando i militari, premesso che ha detto ti mando i militari e me li paghi a Zelensky, quindi anche qui voglio dire vabbè, ma è una provocazione, quindi io sono lieta che la Presidente del Consiglio abbia detto nessun militare italiano, non è proprio, ma sono ancora più lieta che Salvini da subito, dal primo minuto, abbia detto non esiste, non può esserci nessun militare italiano che venga coinvolto in questa cosa. Abbiamo una telefonata, Laura, se vuoi la prendiamo. Vai, assolutamente. Pronto, chi è là? Sono Nando da Pioltello, Antonino, ciao Laura. Ehi, ciao Nando! Ciao Nando!
che sia la stessa tattica, quella di Vladimir Stalin, adottata da Joseph Stalin sull'Ungheria, ci può anche stare. Magari bisognerebbe anche discutere degli 8 anni precedenti in cui Putin ha tentato anche di mediare con metodi pacifici dal 2014 al 2022. Ma la stessa tattica di Vladimir Stalin è anche la stessa tattica di Ursula Hitler, perché io una quarantina d'anni fa ho letto il libro più brutto che sia mai stato scritto e che io abbia mai letto, assieme al Codice da Vinci, un libro che si chiamava Mein Kampf, scritto da tale Adolf Hitler, che diceva più o meno le stesse cose sta facendo l'Europa di Ursula Hitler, l'espansione a est, l'Ucraina, la Moldavia, la Georgia, abbiamo visto quello che succede in Romania dove il vincitore delle elezioni è stato arrestato. Qui mi pare che stiamo andando verso il quarto Reich, quindi qualche ragione anche Lavrov e Medvedev, che sono più cattivi di Putin, ce l'hanno quando dico che in Europa c'è il nazismo. Qualche ragione ce l'ha J.D. Vance quando dice che in Europa non c'è più la democrazia. Il fatto è questo, noi non siamo nelle mani di Ursula von der Leyen, siamo nelle mani di Ursula Hitler. Ciao. Nando, onestamente io non ho visto le camicie brune in strada in Germania, però ora cerchiamo di non esagerare col fare i paragoni. Laura, prego. No, sì, no, per carità, il paragone non si può fare e naturalmente c'è la differenza tra voler espandersi a livello politico e commerciale, quindi tramite trattati, e volersi espandere con la forza. Però una grande verità l'ha detta il nostro ascoltatore. Cioè, se tu mi neghi l'elezione di un presidente in Romania perché non va bene all'Europa, questo sicuramente è un atto dittatoriale, questo non lo si può negare. Quello che secondo me mette in evidenza, no? È che l'Europa, che doveva nascere come ambiente in cui garantire la pace interna, magari anche un po' di mercato interno, è stata costituita da degli stati fondatori che non si chiamano solo Germania e Francia. Questa roba purtroppo negli anni non c'è stata. Purtroppo la Germania ha deciso la direzione economica e l'ha fatto come ci spiegava proprio il nostro ascoltatore, cioè andando a prendere quei territori che erano funzionali per l'esportazione della Germania. Perché poi torniamo sempre lì, Antonino, è sempre questione di soldi. Non è che alla Germania piace avere quella parte lì perché ci sono ragioni storiche, no, perché banalmente sono tutti paesi che poi sono diventati dipendenti dalla Germania nell'export e quindi l'hanno arricchita. Oggi vediamo, ripeto, il tentativo di una leadership francese che non gli riconosce nessuno, neanche i francesi, a livello militare, che mi ricorda tra l'altro, Antonino, perché io ero al governo in quell'epoca, ti ricordi le fughe in avanti dei francesi quando si trattò di risolvere la questione libica? Te lo ricordi? Sì. Le resistenze che aveva Berlusconi, e sappiamo come è andata a finire, e quindi voglio dire, anche questo fatto che si facciano le fughe avanti, e anche lì per ragioni economiche, tutte queste cose non vanno bene. Quindi è chiaro che pure una come me, Antonino, che lo sai benissimo, che non è una Euro-Exit, che comprende che avere uno spazio comune europeo evita le guerre civili interne. Però se si continua così, questa è la fine dell'Europa, perché io non accetterò mai, come madre di una figlia di 7 anni e pensando a tutte le madri dei bambini di 7 anni, che la mia Europa significhi che i francesi decidono che ogni tanto vada a fare la guerra alla Russia. Non esiste. Piuttosto veramente questo potrà essere un momento in cui o l'Europa cambia in senso pacifista e, come dice Salvini, facendo meno cose ma meglio e lasciando molta più autonomia agli stati, o davvero siamo a un punto di svolta in cui anche quelli che ci credevano non ci crederanno più. Infatti. Laura, per tornare alla nostra rassegna stampa, Sì, hai volevo ragione, riportami all'ordine, abbiamo divagato. Non ti preoccupare, mi pare che abbiamo parlato comunque di cose importanti. Bene. È peccato quando in uno spazio così ci mettiamo a parlare di quello che abbiamo mangiato ieri sera, ma grazie a Dio non l'abbiamo mai fatto, per cui va bene così. Dunque, la seconda notizia che io ti voglio sottoporre è questa qua che leggo da TGcom24.
femminicidio di Giulia Galiotto da Sassuolo, l'Agenzia delle Entrate sulle tasse per il risarcimento mai ricevuto. Abbiamo fatto il nostro dovere. Allora, che cosa è successo? È successo che la famiglia di Giulia Galiotto è una giovane donna che era una giovane donna che è stata vittima di femminicidio a Sassuolo, venne uccisa dal marito Marco Manzini, ora libero. Oltre al danno la beffa. Perché? Perché il giudice aveva condannato il marito a risarcire la famiglia con 1.200.000 euro, che non sono mai arrivati alla famiglia Galiotto, e già che ci siamo si è fatta viva invece l'Agenzia delle Entrate con una cartella esattoriale da 6.000 euro. La replica dell'Agenzia delle Entrate è stata questa. L'Agenzia delle Entrate, scrive TGcom, desidera in primo luogo manifestare vicinanza e comprensione alla famiglia Galiotto. Pur dovendo purtroppo confermare la correttezza del proprio operato nel rispetto alla normativa vigente in materia di imposta di registro, l'Agenzia si è immediatamente attivata per promuovere un confronto istituzionale col Ministero della Giustizia per verificare l'applicabilità al caso concreto dell'istituto della registrazione a debito in base al quale la parte danneggiata viene esonerata dal pagamento. Questo istituto, in base al dettato normativo, si applica infatti alla sentenza di condanna nell'ambito del processo civile, del processo penale, ma non anche, come nel caso in questione, alla successiva pronuncia esecutiva nell'ambito del processo civile. Cosa risponde la famiglia? Non stiamo cercando né comprensione né tantomeno commiserazione né da parte dell'Agenzia delle Entrate né di altri organi dello Stato, afferma Giovanna Ferrari, mamma di Giulia, alla Gazzetta di Modena. Stiamo denunciando una stortura nel nostro sistema che penalizza le vittime dirette o collaterali di reati violenti, pretendendo una percentuale di un risarcimento loro spettante prima ancora che lo abbiano percepito. Una tassa assurda e ingiusta posta su un credito e non su un reddito, una palese ingiustizia. Non solo lo Stato non si attiva per assicurare che gli autori di reati rispettino la parte risarcitoria della sentenza, né tantomeno provvede a risarcire le vittime quando il pregiudicato non è nelle condizioni di farlo. Non solo cioè abbandona le vittime a se stesse, ma lucra sull'irrisarcibile danno umano subito. Non è accettabile che l'Agenzia delle Entrate si nasconda dietro il così si è sempre fatto. Se questa è la norma e la norma a dover essere modificata, non si può pretendere che siano sempre i cittadini e le cittadine ad adeguarsi alle storture e all'ingiustizia. Tra l'altro c'è stata un'interrogazione parlamentare anche del deputato PD modenese Stefano Vaccari, firmata insieme alla Serracchiani e Gianassi nei confronti del ministro Giorgetti. Ma prima di arrivare al ministro Giorgetti e all'interrogazione parlamentare, possibile che non ci sia una qualche norma di buonsenso o anche un semplice buonsenso e dire vabbè, questi già stanno in questa situazione, gli dobbiamo chiedere pure le tasse? Ma allora, io non so, tu dici che c'è stata un'interrogazione, adesso me la andrò a vedere, non so se ci sia già stata e abbia già ottenuto risposta. Però ecco, io credo questo, se c'è una norma sbagliata, e questo non dipende certo dal ministro Giorgetti perché sarà una norma, no, che c'è da 1000 anni, quindi come al solito la sinistra se ne accorge sempre quando sta all'opposizione, ma comunque se c'è una norma sbagliata cambiamola subito, immediatamente, cioè dove sta il problema? Immediatamente, anzi sarò io la prima che si attiverà quando rientro dopodomani a Roma, perché domani devo rimanere qua per questioni di lavoro, a capire con i colleghi della giustizia, perché io sono in Commissione Affari Costituzionali, come questa cosa si possa ovviare immediatamente, cioè non si può anticipare il pagamento di una registrazione a sentenza senza la verifica del versato. Ma io però temo che, come spesso accade, sì, magari la norma può essere interpretata così, ma potrebbe anche essere interpretata cosà. Quindi io credo che uno sforzo da parte, per carità, massimo rispetto per l'Agenzia delle Entrate, eccetera, diciamo che ogni tanto probabilmente uno sforzo maggiore, no? Quando si dice fisco amico si intende anche un po' questo, cioè valutare non asetticamente le situazioni, ma farne una verifica caso per caso. Però del racconto che mi hai fatto tu, la cosa che mi sciocca di più è che l'assassino è fuori. Sì, Cioè, io ed non è so un delitto di sia 16 anni accaduto fa, questo femminicidio, in quale anno è accaduto? 2009. Ma a te sembra
equo che dopo 13 anni che uno ha ucciso una donna sia fuori? No, Ma io davvero non so più in che paese vivo. no, È una vergogna, è uno schifo. Posso dirlo? sì, certo. Quindi io capisco che l'iniziativa della famiglia sia anche per rimettere un po' la luce su un caso come questo dove gli hanno portato via una figlia e questo dopo 13 anni è tranquillo fuori. Ma stiamo scherzando? Ma questo qui come minimo 30 anni li deve scontare tutti. Ma poi se no ci stupiamo, ce la meniamo tutti che ci rompono, voi la politica abbiamo fatto tutte le norme possibili per un'applicazione sempre più dura delle sanzioni in questi casi, per evitare ogni possibilità di avere permessi premio, e poi ci troviamo sempre che nell'applicazione legislativa, in nome della discrezionalità del magistrato, uno che ammazza una donna è fuori dopo 13 anni? A Ma poi anche Pietrate uno l'ha che ammazza un ammazzata. uomo, fosse anche stato uno che ammazzava un uomo, va bene, 13 anni? Cioè se giriamo adesso, scendiamo giù, andiamo al bar qua sotto e chiediamo a tutti gli avventori che sono al bar, secondo voi la pena per aver ucciso una persona da parte di una persona assolutamente senza precedenti, per carità, è equa in 13 anni? Secondo te cosa ti rispondono? Che è equa? No, ti dicono che È ci vuole la questo. pena di morte come minimo. Ma vabbè, lascia stare queste che sono magari esagerazioni. Secondo me non ti dicono quello, ti dicono no, mi sembra assurdo. Come minimo uno deve farsi Certo. 30-35 anni. Cioè, ma uno leva la vita a un altro e poi a lui dopo due cicli scolastici lui va fuori? Perché di questo stiamo parlando, sono 2 cicli scolastici. E anche visto che tutti dicono la pena rieducativa, secondo te in 13 anni hai rieducato un assassino? Io veramente trovo la cosa questa è la cosa vergognosa, anche giustamente però è questa la cosa vergognosa, e come si applicano le norme in caso di femminicidio nelle sanzioni. Ma mi viene il dubbio che si faccia anche quando si ammazzano gli uomini, cioè a me viene il dubbio che ci sia un problema applicativo, che il valore della vita umana non sia compreso appieno. Ecco, a me viene il dubbio che sia questo. Ma poi Cioè, c'è a me anche viene da dire un'altra cosa. ergastolo, no? Finché crepi stai in carcere. Ok, mi puoi replicare no, non sarebbe rieducativo. Va bene, allora non è ergastolo, però non possono essere 13 anni. E uno potrebbe dire, ma il legislatore sei tu. Ma guarda, vi assicuro che non c'è nessuna norma che abbiamo fatto che in caso di femminicidio lasci la possibilità di avere 13 anni così facilmente. Evidentemente perché c'è una pratica puntuale di tutti i possibili sconti di pena che esistono come riconosciuti, ma del resto l'abbiamo già visto, no? Abbiamo visto degli sconti di pena giustificati nei casi di femminicidi per ragioni vergognose, no? Ci ricordiamo l'ultimo, ma ti ricordi l'ultimo che diceva che c'era un problema perché la casa lui l'aveva costruita con le sue forze Sì, e lei sì. gliela voleva portare via, te lo ricordi? Che era Sì, stato che lui preso era come esasperato, esimente. sì. Ma qua siamo fuori di testa, ma qua siamo fuori di testa. Ma c'è anche un altro fatto che trovo qui su Modena Today. La particolarità di questo femminicidio che è avvenuto l'11 febbraio 2009, quindi ha da poco compiuto 16 anni da che Giulia Galiotto è all'altro mondo, nel 2022, scrive Modena Today, l'autore dell'omicidio era uscito dalla cella, in regime di semilibertà aveva lavorato ai servizi sociali fino a luglio del 24, quando ha terminato di scontare la sua pena. Manzini aveva offerto ai genitori di Giulia, apri bene le orecchie, 50 euro al mese, 50 euro al mese, per Che manifestare vergogna. una volontà di riavvicinamento e mediazione, proposta respinta dalla famiglia della donna. Manzini, che oggi risulta residente a Reggio Emilia, aveva ottenuto un impiego a tempo pieno con un lavoro analogo a quello che aveva prima dell'arresto. Avevamo ottenuto il pignoramento di 1/5 dello stipendio che percepiva dall'azienda presso cui lavorava durante la messa in prova. Alla fine del luglio scorso, da quando è un uomo libero, si è licenziato. Ad oggi non sappiamo se e dove lavori, ha detto Giovanna Ferrari, la mamma di Giulia. Scusa Antonino, ti sembra un soggetto riabilitato, rieducato? Secondo me Uno no. che si licenzia magari proprio anche con la finalità di non farsi pignorare 1/5 dello stipendio? Ti sembra un rieducato? Secondo me O no. o ti sembra che abbiamo per le strade ancora una persona molto, a parte valorialmente esecrabile, ma che potrebbe anche, insomma, essere non considerato un cittadino modello?
Io direi. non so che dirti, più che abbiamo messo addirittura anche la formazione dei giudici, lo sai, io non so cosa possa fare il legislatore di più su questo. Sono sconcertata, mi viene voglia di rifare l'esame da magistrato e occuparmi solo di femminicidi, te lo dico. Why not? Cioè, davanti a una cosa del genere, io francamente anche la stessa cosa di offrire 50 euro al mese. La vita di una persona vale 50 euro al mese, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, Sembra una mica provocazione gli alla ha famiglia, è ammaccato irrispettoso, sembra una la provocazione alla macchina. famiglia, dai. Sai benissimo che è una proposta irricevibile, cioè secondo me ti delinea anche la personalità del soggetto, ecco. Ecco. Senti, per concludere, per arrivare alla fine, chiudiamo perché noi ci ritroveremo il 10 di marzo, la festa della donna è l'8 di marzo, ma qui ho Cesena Today, Lega e Fratelli d'Italia all'attacco per la festa delle donne, il comune usa la Shoah, grottesca gara inclusivista. Un offuscamento confusionario, un imbarbarimento causato dall'ideologia e la neolingua woke, uno dei peggiori pericoli per la nostra identità e la nostra civiltà. Un'amministrazione, tra l'altro, talmente infervorata nella battaglia relativista a scadere nel furore ideologico pure che nel delirio linguistico. Il sito del Comune di Cesena mostra oggi una notizia che anticipa il programma di eventi per la festa delle donne l'8 marzo. Campeggia nel titolo l'uso dello schwa come vocale finale inclusiva del sostantivo donne, determinando non solo confusione, ma addirittura un grande equivoco che sulla stessa celebrazione, le sue origini e le sue storiche motivazioni. Chi ha deciso di usare lo schwa per evitare il binarismo di genere, quindi per non escludere chi non si riconosce nei due generi, non ha fatto un buon servizio né alle donne né alla ricorrenza. Questo è il giudizio di Antonella Celletti, responsabile enti locali, Lega Romagna. E, tra l'altro a lei si è associata la consigliera comunale Giola Zuccali di Fratelli d'Italia, e insieme dichiarano: la scelta di usare il simbolo della Shoah come vocale finale del sostantivo donna non è affatto un passo avanti verso una maggiore emancipazione femminile, riconoscendone uguaglianza e diritti, ma tutt'altra cosa. Troppo zelanti nella loro guerra alla cultura e civiltà occidentali, gli amministratori wokchisti cesenati non si fermano prudentemente neppure davanti all'ennesima strumentalizzazione di una causa importante come quella celebrata l'8 marzo. Abbiamo 2 minuti, a te le conclusioni. Ci sei? Abbiamo perso Laura. Proprio sul più bello l'abbiamo persa. Sveva, proviamo Ci sono. Ah, ci sei. Ero Ecco. qua. Non so perché, che dirti, le conclusioni sono in re ipsa, no? Sono in quello che hanno detto i rappresentanti della Lega, di Fratelli d'Italia, ma anche in quello che dici tu e quello che diciamo sempre in questa trasmissione, cioè che si tenta in nome dell'inclusività, di schiacciare. Sai, mi è piaciuto come ha detto la scrittrice di Harry Potter, si sono voltate le spalle alle ragazze. Questo è stato fatto. Si sono voltate le spalle alle ragazze. Cioè, in nome di una finta inclusività si è creata la violazione del diritto della donna di essere e di essere riconosciuta donna. Posso dirti però che credo anche che queste iniziative di sinistra le facciano, ripeto, perché non sono in grado neanche per l'8 marzo di trovare un argomento comune su cui fare un manifesto. Perché? Ti dico perché. Perché noi per esempio abbiamo messo al centro la maternità. Loro non riescono a sinistra, perché hanno quelle che si dichiarano femministe e non lo sono, che sostengono che se uno parla di maternità o di aiuto alla maternità è patriarcale, vuole le donne a casa fare i figli. Questa è una cavolata assurda. Chi è per la maternità vuole il contrario, vuole che la donna possa essere sia madre e sia lavoratrice, quindi non hanno argomenti che li tengano uniti, se non l'asterisco dopo la parola, se non le questioni di forma, se non il genere, e quindi questo è il risultato di una sinistra che però, posso dirti, a me spiace, ma che continui così, perché è il motivo per cui in tutta Europa
e anche all'estero, anche negli Stati Uniti, la sinistra ha perso perché ha voltato le spalle alle ragazze, ha voltato le spalle ai lavoratori, ha voltato le spalle ai fragili. Continuino a fare le politiche woke, Antonino. Governiamo i prossimi 30 anni. Almeno 30 anni, vorrei dire. Bene, bene, allora, noi siamo arrivati alla fine. Grazie ancora una volta a Laura Ravetto, grazie a tutti voi. Grazie per a essere te, Antonino, e grazie a chi ci ha chiamato. È bellissimo avere le telefonate e gli interventi. Ma questa è la gioia di fare la radio. Ci salutiamo con una canzone che si attaglia pure anche alla nostra Laura, canzone di Marcella Bella, Pelle Diamante del 2025. Sì, però diamante nel senso del luccichio, non nel senso di nero. amante, stiamo dicendo appunto forte, donna, intraprendente, eccetera, eccetera. Beh, mo la canta Marcella Bella. Buon 8 marzo a tutte! Amen. A più tardi consum. Avete ascoltato l'altra metà della radio.